La Germania, a quanto ne so, a quanto mi dicono un paio di colleghi virologi tedeschi, dicono di aver avuto a febbraio un strano picco tardivo, loro lo hanno definito, di epidemia stagionale influenzale. È possibile che ci fossero casi di coronavirus misdiagnosticati come influenza. Così il professor Giorgio Palù cerca di dare una risposta alla domanda che molti si stanno facendo in questi giorni di emergenza, ovvero perché vi sia una netta differenza in termini di contagi rilevati tra Italia e Germania. Il virologo ha poi spiegato come nel nostro paese siano stati eseguiti più tamponi che nel resto d'Europa, mentre in Italia il tasso di mortalità è quasi sopra il 5%. Noi abbiamo una popolazione molto anziana, siamo il secondo paese al mondo per persone anziane e che quindi abbiamo selezionato come mortalità persone più anziane. L'altra ipotesi ancora è che siccome questi sono virus che si sviluppano molto bene in ambiente nosocomiale, è possibile anche che noi abbiamo avuto dal primo focolaio, in particolare quello lombardo, una diffusione di tipo nosocomiale. Il professor Palù ha poi parlato di questo virus ancora poco conosciuto, dei veicoli di trasmissione e dell'importanza di rispettare le regole come lavarsi spesso le mani e mantenere le distanze di sicurezza. Il virus non viaggia nell'aria libero, viaggia ancorato a secrezioni, a qualche cellula se viene espulsa, ma quindi ha un tragitto molto breve. In Cina la curva epidemica è salita linearmente, quasi in fase esponenziale, è diminuita, ha raggiunto una stabilizzazione ed è decresciuta e ora è quasi scemata totalmente, ha spiegato Palù, che ha aggiunto che nella provincia dell'Hubei si registrano ora 10-20 contagi. Questa è una dimostrazione palese che l'isolamento, quindi inteso come isolamento in casa, evitare i contatti, e sa che i cinesi hanno usato misure non solo molto coercitive ma addirittura sanzionatorie molto gravi, quindi sono riusciti e questo è un esempio. Quindi se noi dobbiamo prendere come esempi quello che ci dice la scienza ci direbbe che quello è il modello da seguire.